Benvenuti, bentrovati. Il nostro appuntamento del lunedì va ad iniziare come di consuetudine con il riassunto di tutto quello che c'è stato e di tutto quello che abbiamo seguito in questo nostro weekend appena trascorso. Vi ricordo www.venetoglobe.com per quanto concerne il nostro materiale, tutto trovabile sul nostro sito in modalità on demand, invece ogni sera 19:40 circa, poi in replica nella nottata, su Caffè TV24, l'emittente del Nord Italia che trasmette per Veneto e Friuli Venezia Giulia sul canale 95. Veneto Caffè TV24 anche in Emilia Romagna e naturalmente nelle Marche. In Australia è iniziato il campionato mondiale di Formula 1. Sembra non essere cambiato nulla ancora con le due Mercedes davanti a tutti. Le rosse di Vettel e di Leclerc purtroppo finiscono giù dal podio. La nazionale di Mancini, che giocherà 2 gare di qualificazione a Euro 2020 contro la Finlandia, a Udine il 23 marzo e a Parma contro il Liechtenstein il 26 marzo, è pronta ad affrontare questo doppio impegno con la pausa appunto della Serie A e della Serie B. Il derby della Madonnina, a proposito di Serie A tra Milan e Inter, se l'è aggiudicato l'Inter che ha vinto per 3-1 e torna avanti rispetto ai cugini rossoneri. In Serie B vediamo i risultati delle venete. Foggia Cittadella terminata 1-1, Padova che perde in casa dal Perugia 1-0, Verona ed Ascoli pareggiano 1-1, altro pareggio sempre tra Venezia e Cremonese 1-1. In Serie C stasera tocca al match clou della giornata tra Pordenone e Monza, inizio al Bottecchia alle 20:45. La Nerossi Vicenza Triestina per quanto riguarda le altre gare, 2-0 per la Triestina in trasferta, con un lieve malore per il tecnico Pavanel che è stato ricoverato in ospedale. Per quanto riguarda Teramo Verona, il risultato è a favore del Verona per 2-1. Andiamo in Serie D, dove il risultato che ci interessava maggiormente era quello della trevigiana Montebelluna, che ha vinto per 1-0 contro il Tamai e torna a macinare punti e a macinare posizioni in classifica. C'era un match, quello che abbiamo seguito con le nostre telecamere a San Polo di Piave per quanto riguarda il campionato di eccellenza, che era importantissimo anche e soprattutto per la definizione del campionato. Una definizione che adesso può essere totale, insomma la vittoria di questo campionato arride sicuramente alla Luparense, che a San Polo di Piave contro l'Ia Piave pareggia per 2-2 al termine di una partita dal doppio volto. Bellissimo la Luparense nel primo tempo, non molto bella la Luparense nel secondo tempo, migliore effettivamente l'Ia Piave. Sentiamo se pensa le stesse cose il tecnico di casa, Mauro Tossani. E allora mister, un 2-2, soddisfatto? No, perché il 2-2 premia loro e loro adesso hanno 8 punti, anche se hanno una partita in più, e diventa una grande impresa riuscire a prenderli. Invece sai, se da 8 diventavano 5 con una partita da recuperare, secondo me loro già così, a vederli oggi almeno, no? Mi sembra che soffrono un po' la pressione, sono costretti a vincere, quindi è ovvio che nell'ambiente là di San Martino in Lupari ci sia un po' di pressione. In più a fargli pressione ci siamo anche noi, e noi oggi ho scoperto che siamo bravi. Un primo tempo loro secondo me bravissimi, bellissimi, poi voi avete aspettato, poi c'è stato questo gol di Granati che ha riaperto tutto, perché nel secondo tempo voi eravate irriconoscibili, in positivo. No, io dico questo, noi abbiamo preso gol su palla inattiva, dopo cos'è, 3 minuti? 3 minuti, palla inattiva su una palla rasoterra, non esiste al mondo nel calcio, mi è capitato poche volte. E con questi ragazzi qua, cioè con quei ragazzi del Luparense, sono bravissimi alla ripartenza, perché veramente sono rapidissimi davanti, e dovevamo rischiare, abbiamo rischiato, ma secondo me loro non è che sul piano del gioco abbiano fatto molto meglio di noi anche nel primo tempo, sono stati bravi a volte a trovare degli spazi, perché noi abbiamo rischiato troppo, abbiamo rischiato male. Nel secondo, siccome, ripeto, a parte che il fatto di aver trovato l'1-1 al 45esimo ci ha aiutato un po', e nel secondo tempo ci siamo riorganizzati, vi ripeto, io ho un gruppo di ragazzi che sono forse più scarsi di loro tecnicamente, ma sono sicuramente un gruppo di ragazzi intelligenti, ci siamo organizzati un po' meglio e ci stava anche una vittoria.
della serie, e se l'arbitro legge bene quella situazione là, io se faccio l'arbitro per esempio sono di parte, ma se faccio l'arbitro quella la fischio. Voi l'avreste fischiato? Il fallo su Furlan? Furlan? Ah sì, quello che è entrato. No? L'ha preso 2 volte. Per me è un rigore nettissimo, però Sa cosa può aver ingannato? Il fatto che Furlan ha accentuato l'andare giù. vabbè. Però Può questo- essere, secondo me. Siamo bravi in Italia per questo. No? Secondo me è rigorissimo, però insomma l'arbitro è bravissimo, averne sempre di arbitri così. Poi sai, si sbaglia, e se sbagliano a favore nostro è meglio. Beh, comunque diciamo sì, lei ha detto che non era soddisfatto, però insomma No, il dopo, risultato, sì, vabbè, dopo il secondo insomma. tempo bene. No, il risultato nel senso che noi per poter impensierire loro dovevamo vincere, insomma, no? Così loro adesso sono un po' più sereni. Lasciamo la Mi- serenità. Ma gliela lasciamo, io mi tengo la prestazione e loro si tengono il risultato, facciamo così, una cosa a testa. Questo è il tecnico di casa e allora adesso andiamo a sentire Cunico, il tecnico dei Lupi. Un bellissimo primo tempo, almeno secondo noi, poi un secondo tempo cosa è successo? Ma è successo che potevamo essere sul 4-0 al primo tempo perché abbiamo creato l'impossibile. Loro hanno abbiamo sbagliato l'impossibile, poi al 45esimo su un rimpallo hanno fatto il pareggio, il primo appoggio in porta che hanno fatto, e lì sicuramente avevamo speso molto perché comunque avevamo preparato la partita su questa linea molto alta che loro hanno e ti danno molto campo aperto. Infatti, ripeto, penso che ci siamo trovati 7-8 volte dentro l'area piccola per far gol. E quindi la prepartita abbiamo preparato così. È normale che per fare tutte queste situazioni di ripartenza e soprattutto col campo aperto abbiamo fatto tante navette. Fare tante navette vuol dire sprecare energie, vuol dire che comunque le mezzali, gli attaccanti e i quinti hanno sprecato molto sulla distanza, e poi è normale che non potevamo tenere quel ritmo lì del primo tempo. Però, ripeto, il primo tempo penso che la squadra doveva chiudere per 3-0 e poi si poteva amministrare. Poi il secondo tempo abbiamo, secondo me, giocato alla pari, anzi in qualche momento abbiamo creato anche più di loro. Poi siamo andati in vantaggio, meritatamente abbiamo creato moltissimo anche sulle palle native, e loro andavano sempre in difficoltà su queste situazioni sia nel primo tempo ma anche nel secondo tempo. Poi al 90esimo, nell'ennesimo rimpallo che hanno avuto, perché hanno fatto un 1-2 con il nostro difensore e si sono trovati lì la palla e hanno fatto gol. Quindi dispiace, perché comunque penso che oggi la Luparense abbia dimostrato di essere una grande squadra, di venire a giocare con l'Ia Piave a viso aperto e che meritasse la vittoria, ma nettamente. Dico nettamente perché poi il risultato è 2-2, però se vado a vedere l'occasione del gol penso che siamo sulle 10-11 contro le 2 che hanno fatto loro. Chiaramente. Sentivo l'intervista del presidente che sono stati bravi i ragazzi a tenere, perché ci hanno fatto penare un pochino. Adesso è finito il campionato comunque, no? O che cosa succede? Collego su un'altra cosa, che tutti hanno parlato dell'Ia Piave su Furlan, sul squalificato. Noi avevamo 3 squalificati, avevamo Pietri Biagi che non si è mai allenato, e poi avevamo Callegaro che era influenzato da mercoledì, quindi avevamo solamente un cambio in panchina. Quindi venire qua decimati di giocatori importanti, e per l'ennesima volta abbiamo dimostrato che abbiamo un gran gruppo, che è una squadra viva, che ha l'obiettivo importante. È chiaro che dal mio punto di vista non abbiamo ancora concluso niente, perché comunque abbiamo un buon margine, visto che comunque anche il Mestre non è riuscito a vincere. Però io guardo la partita già di domenica prossima, perché comunque non dobbiamo mollare finché la matematica non mi dice che abbiamo vinto. Chiudiamo con una battuta: si è dimenticata 2 squalificati, lei e il suo secondo. Sì, tra l'altro prendere anche una squalifica dalla tribuna di 2 giornate mi viene da sorridere, però vabbè, vuol dire che ha portato anche bene, perché comunque abbiamo sempre fatto bene. Quindi eravamo sia squalificati io e anche il mio secondo, quindi doppiamente felici, ma soprattutto perché secondo il mio punto di vista abbiamo anche una squadra matura e anche era pronta a questo. Allora, sono 8 i punti di vantaggio della Luparense sull'Ia Piave e ben 10 sul Mestre, quindi secondo me insomma campionato già assegnato meritatamente a questa Luparense. Parliamo di TVB Basket Treviso. La De Longhi Corsara in trasferta ad Imola vince per 84-76, la TVB soffre nella prima metà di gara, poi si scatena Logan che porta la vittoria ai trevigiani. Sentiamo Max Menetti. Ma sì, importante perché su un campo sempre difficile, con una squadra molto rognosa, di talento, che sa giocare a pallacanestro, che ti propone sempre anche delle difficoltà proprio anche a livello individuale, più anche come organizzazione.
Abbiamo mal interpretato i primi 20 minuti dove siamo entrati dentro un ritmo che ci costringeva a stare praticamente sempre in difesa, quindi riuscivamo anche a essere meno efficaci difensivamente, e poi il numero dei possessi stava andando assolutamente verso il tipo di pallacanestro che piace giocare a Imola. Dal terzo quarto in poi invece siamo stati un po' più bravi, prima approcciandolo cercando di portare diciamo, prendendo in mano il ritmo noi e non seguendo quello di Imola. Poi dopo c'è stato il momento dove, diciamo così, abbiamo aperto il break con le bombe consecutive di David, e lì siamo stati molto bravi a cercarlo, soprattutto quando è stato caldo. Dobbiamo ancora essere bravi a chiudere le partite in modo definitivo prima, però fuori casa in un campo così le partite non sono finite neanche quando sono finite. Quindi dall'altro ancora abbiamo bisogno di lavorare sulla nostra concentrazione, sulla nostra solidità, e dall'altro vincere su un campo così difficile sinceramente non è facile, e anche a volte ti sembra di fare delle cose tutte difficili, ma sono anche gli avversari. Ecco, e Imola sta facendo veramente un'ottima stagione. È una TVB sempre più lanciata, insomma, verso le zone alte, verso questa seconda posizione da tenere per i playoff. Ponzano, la 2 femminile contro l'Albino, terzultimo della classifica, perde purtroppo per 69-63. Ora partita casalinga sabato prossimo contro Costa Masnaga, che è terza in classifica. La Ruker Samve invece nel campionato di Serie B maschile contro l'Olginate in trasferta perde ancora per un punto, 78-77, e si concentra già sulla prossima gara casalinga contro Padova, terza forza del campionato anche in questo caso. E adesso l'Imoco Volley Conegliano è già ad Istanbul per quanto riguarda la Champions, domani in campo a partire dalle ore 15 per vedere di ribaltare questo risultato. Sarà durissima, difficilissima contro l'ex Asibasi, si è perso per 3-0, la vittoria deve essere per 3-0 o per 3-1 per poi andare al golden set e vincerlo, quindi capite voi che insomma è un pochino molto dura da effettuare. Un altro miracolo, insomma, tutti si attendono. Andiamo però a parlare di campionato, perché sabato sera a Cuneo la pratica con Cuneo la formazione di Daniele Santarelli l'ha sbrigata in breve tempo, 3-7. Allora sentiamolo Daniele Santarelli. Abbiamo giocato un buon match contro una squadra che veniva da una striscia positiva molto lunga, e l'abbiamo interrotta giocando secondo me una buona gara, anche se potevamo fare qualcosa di più, soprattutto in difesa. Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo è buono, ma dobbiamo fare molto di più anche in vista di quello che ci aspetta in questo momento, la partita contro l'ex Agibasi e poi tutti i playoff. Oggi ci prendiamo questa vittoria, contenti del risultato, che fa morale per la gara che giocheremo martedì a Istanbul, però adesso ci godiamo questo momento di pausa e poi domani testa completamente a Istanbul. E vi ricordo che alle 22:30 su questo canale 95 di Caffè TV24, potrete vedere la telecronaca e sentire la telecronaca appunto di questa gara tra Cuneo ed Imoco Volley Conegliano. A domani per altri appuntamenti e a domani per sapere i risultati naturalmente anche dell'Imoco. Concludiamo con un'occhiata alla Benetton, che ha visto ritornare gran parte dei suoi nazionali che sono al lavoro, differenziati e non. E la prossima partita è a Connacht, e quindi staremo a vedere quello che succederà. Ne abbiamo parlato già in questi giorni, nei prossimi giorni l'intervista con Alberto Sgarbi. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, solita ora, solito canale e solita web tv, www.venetoglobe.com in modalità on demand.